Quarta corsa dall'Arcoveggio, confronto ancora per 4 anni, uno dei motivi tecnici più interessanti del pomeriggio bolognese. Sono 6 cavalli al via: Dilva Jet, Daphne Rock, Fiorano, Desiree Joyeuse, Dama di Prussia, Dylan Chris. Questo lo schieramento con Fiorano che chiude favorito, il tedesco di Holger Ehlert, Roberto Vecchione, che imbattuto in Italia con 3 vittorie sempre con molto margine di vantaggio. Dilva Jet a sua volta resta su un'ottima prestazione, ma la partenza vede subito Fiorano emergere attaccato all'esterno da Dama di Prussia, e Dama di Prussia in poche battute rileva Fiorano, che è seguito da Dilva Jet. Gran partenza di Dama di Prussia che sopravanza Fiorano, che ora forse andrà a chiedere strada, ma invece rimane sotto dopo i primi 200 in 14,4, sposta adesso e in 300 metri va a chiedere e a ottenere strada su Dama di Prussia. Terza posizione invece per Dilva Jet, che è partita il giusto col numero 1, rimane in terza posizione precedendo Desiree Joyeuse e gli altri che seguono tutti in fila indiana. Intanto i primi 600 metri in 44,8 con Fiorano che sta andando via ora di Lena, prende 2-3 lunghezze a Dama di Prussia, che viene raggiunta da Dilva Jet, che non vuole perdere il contatto da Fiorano e lo va ad avvicinare all'altezza degli 800 in 59,3. C'è andatura quindi in questo secondo quarto di gara, 29,4. Fiorano accelera sotto la spinta di Dilva Jet, che può accodarsi seconda al chilometro, superando Dama di Prussia, 1.13,4 per i 1000 metri iniziali, un 14,1 ha sparato Fiorano. In seconda posizione Dilva Jet, poi Dama di Prussia, mentre accenna a spostare anche Dilva Jet, che ha spostato e ora si porta all'attacco di Fiorano quando siamo a metà della curva conclusiva. Fiorano mantiene qualcosa di vantaggio, Dilva Jet viene cattiva però all'ingresso in retta d'arrivo. Dilva Jet va su Fiorano e sembra in grado di potersene sbarazzare ai 100 finali. Dilva Jet nel finale piega letteralmente Fiorano, lo batte nettamente e sul traguardo a media di 1.12,7 vince con un paio di lunghezze abbondanti di margine. Davvero impressione ancora notevole per questa Dilva Jet, che Nando Pisacane porta al successo di forza, chiedendo il giusto in partenza ma venendo via cattiva ai 600 finali, prima per superare Dama di Prussia, poi per andare all'attacco sulla curva finale e in retta passare nettamente su Fiorano, che perde così l'imbattibilità italiana, mentre al terzo posto a distanza finisce Daphne Rock. Il successo per Dilva Jet, Nando Pisacane, Paolo Romanelli, per l'allevamento Toniatti.